Un amico un giorno viene e accoratamente mi chiede un audio da mandare a questa mamma disperata che aveva il figlio in coma e che gli aveva raccontato che era un mio grande fans, per cui se poteva fare il favore questo amico di chiedermi un audio da far ascoltare ad Angelo che era in coma da più di 3 mesi. Quindi io preparo questo audio e glielo spedisco. E diciamo che dopo circa un mese, no forse meno, una quindicina di giorni, Angelo si è svegliato dal coma. E per me è stata una grande soddisfazione. Non era la prima volta che mi succedeva di mandare di questi audio così. E serve. Perlomeno ci tentiamo. Ciao. Angelo, come stai? Chi sono io? Io sono Benito Urgu. Ti ricordi di me? Benito Urgu. Già ti ricordi? Tutte le cassette. Allora, oggi vi parleremo della carpa alla persiana che viene scattata, poi sbuttarigata e poi tagliata a pezzettini piccolini piccolini, poi viene cotta, cucinata bene bene. Quando è cotta apriamo la finestra e lo buttiamo giù dalla finestra con la persiana aperta. Ma ti ricordi o non ti ricordi, Angelo? Sì che ti ricordi. Signora Desolina. Buongiorno, come stai, Angelo? Io ti voglio parlare, però ti devi aprire gli occhi, mi devi guardare. Ti ricordi di me? Ero dentro le cassette tutta schiacciata, messa lì stretta stretta. Adesso sono uscita dalle cassette e sono in giro. Già ti ricordi? Oh Angelo, io sono mitraglia, mi stanno dando vino guasto, non riesco più a camminare in piedi perché da poco mi hanno operato nell'ospedale, mi sentivo un vuoto nello stomaco, mi hanno operato e avevo veramente un vuoto, una bottiglia di Chinusa. Chinusa e chi non ne usa, io ne ho usato troppo e allora mi ha fatto male. C'è chi usa e c'è chi no, io molto di più, porco buio. Ma ci ricordi di me? Oh Angela, ma ti vuoi svegliare? Guardami negli occhi. Porca vacca, oh. Ma guarda che roba, oh. Angelo! Angelo si chiamava. Ma ti ricordi? E tiri di lì! Per Giorgetto di Piribibì! Tiri di lì! Buongiorno, signor Angelo. Ma si ricorda che c'aveva una fidanzata in Sardegna che c'aveva una bicicletta, che era caduta dalla bicicletta, si era rotta la bicicletta e poi gli avevano messo la multa perché le avevano rubato la bicicletta? Si ricorda? Oh, Angelo! Angelo! Era una bicicletta olandese che l'avevi portata in Sardegna. I figli c'erano Antonio e Daniela, Tom e Daniela che giocavano a tombola. Ti ricordi? Di Daniela? E tiri di lì! Già ti ricordi di me, vero? Che ti stavano per dare la pensione, poi ti sei addormentato. Ti devi svegliare perché dobbiamo andare in giro noi tutti insieme in gruppo. Hai capito? Che hai fatto? Tu. Guarda che poi mamma Delfino si arrabbia, eh? Hai capito? Ti devi svegliare perché è tardi. Che c'è Margherita che mi ama, non mi ama, che mi ama, non mi ama Margherita. Tan, tan, taradan, tan, tan, tan. Adesso ti saluto, un abbraccio da parte di Desolina, un abbraccio anche da Mitraglia, dal maresciallo Serbisi lo stesso, un abbraccio forte forte, non stringere, molla poco poco, basta così, guarda in alto, boh. Ricordati che la Juve sta vincendo, la Juve sta andando, quest'anno prenderà il traguardo. Al Cagliari non lo vogliono fare vincere, ma guarda che roba, per quale motivo non lo vogliono fare vincere là al Cagliari?
Io mi ricordo quando tu suonavi nei Diavoli Rossi che suonavi il basso. Eri un pochettino più alto del normale, tu, mi ricordo. Un abbraccio forte, ti saluto anch'io, eh? Hai capito? Ma se esauriretto, Sessi, eh? Te le bolle sono scerai. Oh, ti vuoi svegliare poco a poco, non ti vuoi svegliare. Oh Angelo, Angelo, so Benito, ma ti ricordi Benito Urgu? Ti abbraccio forte forte, ti saluto e ti mando questo CD e te lo ascolti tutto. Agrituristi, un abbraccio forte, ciao!